Scontro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala Cus di Palermo. Si chiude il 2024 per Cus, Palermo e Sporting Alcamo, due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il Cus Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario, che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio. Lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere l'Opiparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del Cus Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora il quintetto bianco-blu di calciare, conclusione di Parrino respinta da Lopiparo. Poi tentativo di Guarino dalla distanza sui sviluppi di una palla inattiva, sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del Cus Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada, e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana proprio poco prima della fine del primo tempo. C'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lopiparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol che porta per la prima volta sul +2 il Cus Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del Cus Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2 contro 0 con la palla per Quinario a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete e l'esultanza, il 4-1 per il Cus Palermo, che scappa via nel punteggio ancora con Mirko Guarino, che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il Cus Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Ciccio Lopiparo con una grande parata, poi ancora un contropiede. Questa volta Biscari non può sbagliare, Biscari non sbaglia, nel gol del 5-1 marca ancora il tabellino dei goleador il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il Cus Palermo. Qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora Cus Palermo che attacca con la palla messa in mezzo e la rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario, che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano, che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza ad Ascianna. Ma non c'è più tempo, torna a vincere il Cus Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Da Sportisili è tutto, buon anno e alla prossima.